Lunedì 12 dicembre 2016, 11:43 minuti, gentili ascoltatori di Radio Conegliano, gentili amici di Veneto Globe, buongiorno e ben ritrovati da Michele Borella. Siamo in diretta dalla 1356esima edizione delle Fiere di Santa Lucia, seconda edizione delle Fiere Internazionali. Abbiamo il piacere di ospitare quest'oggi con noi il signor Luigi Pianca, presidente di Eco Project ed organizzatore del Salone Bietica. Luigi, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito. Negli anni '80 era già un momento in cui si sentiva l'esigenza di intervenire nei danni che la chimica cominciava a fare per quanto riguarda la terra. E da lì è nato tutto un percorso che si è unificato attraverso l'utilizzo, oltre che dell'agricoltura naturale, quindi senza concimi chimici, ma cercando all'interno dell'agricoltura un equilibrio tra l'uomo e l'ambiente. E l'altro aspetto importante era quello dei rifiuti. I rifiuti rappresentano sempre di più un problema, un grosso problema per quanto riguarda lo smaltimento. La soluzione c'è, la soluzione è il biocompostabile, sono praticamente dei polimeri che derivati dal mondo vegetale e soprattutto dalle piante rinnovabili velocemente, come la canna da zucchero per esempio, come il mais. Ecco, si parla appunto di concetto di naturale, ma per voi che cosa intendete voi per naturale, Luigi? Naturale per noi si intende l'equilibrio tra uomo e ambiente. L'ambiente ha un suo processo e attraverso la chimica, attraverso l'inquinamento, questo processo viene lentamente modificato. Ecco, naturale vuol dire ricercare attraverso l'ascolto e il movimento dei ritmi biologici della terra di riportare un nuovo equilibrio. Questo per noi intendo naturale. Ecco, allora siete presenti a questa seconda edizione di Fiera Internazionale, 1356esima edizione delle Fiere di Santa Lucia. Siete presenti con una proposta di espositori e di incontri molto ricca e variegata, sì. Quella appunto che è presente qui quest'anno alle Fiere di Santa Lucia. Ce ne vuol parlare? Sì, le aziende che noi cerchiamo di portare sono aziende anch'esse trentennali, perché noi abbiamo, per quanto riguarda la terra e quindi l'agricoltura biologica e biodinamica, abbiamo l'azienda come Eco Natura Sì. Eco Natura Sì è un'azienda che nasce 30 anni fa con un piccolo negozio conegliano chiamato Ariele e da lì è diventata una società per azioni. Questo per sottolineare l'impegno che in questi 30 anni questo gruppo di persone ha portato avanti per quanto riguarda l'agricoltura. Poi abbiamo altre due aziende importanti che sono la Novamont, che è l'azienda che inventa praticamente i polimeri vegetali, i polimeri derivati dal mais, chiamati Mater B, conosciuti ormai in tutto il mondo perché è un'azienda internazionale. E oltre a loro sono la ditta Ecozema. Ecozema è un'azienda nostra, vicentina, che produce, quindi trasforma questo Mater B in prodotto finito che va dal cucchiaio, la forchetta, le posate in generale, fino ai piatti, il packaging, eccetera, eccetera. Tutti i prodotti che una volta finito l'utilizzo ritornano alla terra, quindi il ciclo si chiude in modo assolutamente naturale. Ecco il discorso naturale. Luigi, allora una grande richiesta e una grande sensibilità sempre maggiore. Nasce dall'esigenza del comune cittadino di documentarsi, di essere sempre più attento o più per una maggiore informazione? Ma io consiglio a tutti, nessuno ha la verità in mano, però io consiglio a tutti di provare a iniziare a mangiare in modo biologico, provare con piccole cose, introdurre piccoli prodotti all'interno della propria alimentazione senza stravolgere le normali abitudini, bravissimo, senza stravolgere un po' alla volta,
e lì si crea un po' di consapevolezza. Con cosa si potrebbe cominciare, per esempio? Ma semplicemente cominciando, invece di mangiare una pasta bianca, normale, tradizionale, senza far nomi, iniziare un prodotto biologico, magari semi-integrale. Semi-integrale vuol dire che non è più il chicco morto, perché la pasta bianca è amido di mais, scusi, è amido alla fine, no? E invece una pasta semi-integrale ha già all'interno i principi nutrizionali e una persona che se comincia a mangiarlo si accorge nel tempo. Quindi questa è l'indicazione più utile che potrei dare. Ecco, voi peraltro avete anche un locale a Conegliano dove ci si può... No, diciamo, non è nostro. Ah, non è vostro. No, non c'entriamo con... Torniamo alla fiera, signor Luigi. Allora, oltre che promotori di bietica, siete voi stessi espositori all'interno dello spazio. Sì. Ecco, che prodotto o servizio proponete come EcoProject? Allora, come EcoProject è una realtà molto giovane, però dietro le spalle c'è una grande conoscenza di almeno 25 anni. EcoProject propone due problematiche importanti. Una, l'ho appena accennata, sono i biocompostabili. Quindi noi proponiamo nelle grosse manifestazioni, ma per arrivare all'utente finale, anche alla piccola famiglia, di usare i prodotti biocompostabili. Questo è una delle... E poi la gestione dell'acqua. Un altro problema importante che abbiamo, soprattutto a livello familiare, è la gestione dell'acqua. Noi usiamo troppa plastica e l'acqua contenuta nella plastica perde i valori reali dell'acqua. Quindi noi riteniamo che l'acqua dell'acquedotto sia ancora la migliore acqua, perché è un'acqua viva, è un'acqua che si muove, però ha dei problemi che si possono affrontare, come il cloro, i cloroderivati, e alcune sostanze che noi troviamo purtroppo nelle falde acquifere che già all'origine vengono lavorate, però non sempre arrivano pulite nel nostro rubinetto. Quindi noi abbiamo creato una serie di soluzioni come l'osmosi, come la ultrafiltrazione, come la gestione del calcare, attraverso degli strumenti sempre rispettando la fisica, non la chimica, cioè non usiamo chimica all'interno di questi macchinari, ma usiamo solo di progetti fisici. Ecco, quindi ultimo giorno questo per le fiere, con quale messaggio siete arrivati in fiera e con quale messaggio ve ne andate da questa edizione della Fiera di Santa Lucia? Ma il messaggio per noi è sempre quello, provate, noi vi portiamo delle realtà che sono una continua ricerca nel mondo della sostenibilità. Quindi noi ve le portiamo non con facilità, incontrando anche delle difficoltà. Noi siamo consapevoli che qualche volta portiamo anche espositori che all'origine ci hanno dato delle garanzie che dopo alla fine non sono proprio rilevate così tali. Però l'abbiamo fatto in buona fede e questa è la nostra parte vincente. Possiamo sbagliare, ma siamo qui per riconoscere e quindi andare avanti nella ricerca di società e realtà che operano nel settore con consapevolezza e con etica. Bene, ringraziamo allora il signor Luigi Pianca. Grazie a voi. Per aver accettato il nostro invito. Salutiamo i nostri amici radioascoltatori di Radio Conegliano e i nostri amici telespettatori di Veneto Globo. Restate con noi perché tra poco ci verranno a trovare ancora altri graditissimi ospiti.